Certo che io guardo questa sigla e rido perché dalla sigla, insomma, io sembro un po' più seria, così, tutta molto, molto professional. Poi mi vedete in onda e dite, ma guarda un attimo che è arrivata. Buon pomeriggio a tutti, oggi che giorno è? Mercoledì, ogni tanto io perdo il conto, siamo a mercoledì, ne abbiamo tre oggi, un attimo che controllo perché io dimentico i giorni del mese, sì, siamo al 3 febbraio, sono le 18 in punto, io sono Cristina Ruffino per i nuovi amici, benvenuti su Io Compro Siciliano e benvenuti al nostro classico appuntamento di ogni giorno con pomeriggio special dalle 18 alle 18:30. Ai nuovi arrivati io dico che ogni giorno affrontiamo un argomento diverso, ogni giorno abbiamo un ospite diverso, il nostro viaggio è cominciato un mese fa, domani faccio il meseversario, quindi domani voglio gli auguri e anche regali. Volendo, sì, li accetto. Allora, oggi l'appuntamento è con l'appuntamento del mercoledì, ovviamente, lo sport e salute. Oggi andiamo a bailar perché parliamo di Zumba, ma non solo. E oggi presento l'ospite di questo nostro pomeriggio. Allora, lui si chiama Filippo Neri, di Stefano. Filippo Neri è il suo nome, tra poco vi spiegheremo un po' di più. È di Cassibile, in provincia di Siracusa, è uno specialista ed istruttore di Zumba, preparatore di ginnastica artistica. La sua attività come istruttore di Zumba è unica in Italia perché si rivolge alla formazione di bambini. Zumba Junior dai 3 ai 7 anni, quindi veramente molto piccoli, Zumba Kids dai 7 agli 11 anni. Il nostro ospite, diciamo che proprio per questo è rappresentante della Sicilia nel mondo e lui è uno che di viaggi, quando si poteva viaggiare, ne faceva veramente tantissimi. Ve lo presento subito, lo facciamo uscire dal backstage, il nostro Filippo Neri. Filippo Neri, ciao! Ciao a tutti quanti, grazie, grazie tante per l'invito, sono onorato di questa tua intervista. E allora, Hola Filippo Neri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? tutto bene, tutto bene, tutto bene. Allora, intanto io dico Filippo Neri si chiama proprio così, non è Filippo e poi Neri il cognome. Ti avranno fatto questa domanda miliardi di volte, ma io te la 7.000 rifaccio. persone, 7.000 persone di Sembra, siccome c'è il santo Filippo Neri, Filippo è il nome, Neri è il cognome. Invece io sono Filippo Neri, tutto il nome, di Stefano è il cognome. Quindi ogni volta questa cosa, anche quando vado in banca, ma lei come si chiama? Neri di Stefano? Succede un casino, ormai ci sono abituato. Vabbè, se potessi mi daresti un pugno a distanza in questo momento per avertelo chiesto per la milionesima No, volta, no, no, però no, no. è un piacere, un nome un po' particolare, però è un piacere, mi fa piacere perché comunque io ho questo nome perché si chiamava mio nonno, così Ecco. quindi per me è un onore portarlo e lo spiego 7.000 volte. Mi piace anche, è un nome particolare, Ma ti che devo poi, dire, che poi Filippo Neri, guarda, una cosa assurda, significa amante dei cavalli, ecco. quindi in greco. E tra l'altro i miei genitori sono allenatori, mio papà e mia sorella sono allenatori di cavalli, quindi combacia Bello. anche questa cosa. E Sì, sì, noi infatti. abbiamo un 15 cavalli. Bellissimo, bellissimo, guarda veramente 15 cavalli, ma tu, a parte tuo papà, ovviamente è un istruttore, dicevi, no? Ma tu sai cavalcare? Spero proprio di sì. Non fai solo Zumba. Grazie, grazie per la bella domanda. Allora, ti dico una cosa. Io ho avuto un piccolo trauma da piccolino perché loro hanno avuto sempre cavalli miei, dove c'è, io ho visto cavalli e pony. Io ho visto questo pony, ero piccolino, ho toccato il pony, mi ha dato un morso, quindi ancora poco poco oggi mi è rimasta questa cosa. Però sì, sì, yes, sono riuscito con mia sorella ad andare a cavallo, è un'esperienza bellissima, Ecco, veramente. cioè, hai superato il trauma, diciamo. Ho superato un pochino il trauma. Allora Filippo, andiamo all'argomento di oggi perché voglio Vai. parlare con te intanto di Zumba. Cominciamo così, perché tu, come dicevo prima, sei proprio per questo rappresentante della Sicilia nel mondo, perché ti occupi di far socializzare, diciamo così, i bambini che, diciamolo pure, passano troppo tempo, ma troppo, davanti alla TV, davanti ai giochi, davanti ai tablet, davanti a questi cellulari, a fare TikTok, a fare questo, a fare l'altro. Invece, facciamoli socializzare questi bambini, facciamoli crescere in maniera diversa. Tu fai Zumba per bambini, esatto. Allora, io sono lo ZES italiano che fa proprio il training di Zumba Kids e Zumba Kids Junior.
Zumba Kids praticamente per i bambini dai 7 agli 11 anni, Zumba Kids Junior per i bambini più piccoli dai 3 anni ai 7 anni circa. Sì, oggi come oggi praticamente è un po' una situazione un po' particolare, perché poi con tutta la situazione, non voglio neanche più dirlo, la parola del problema che c'è, non mi va neanche di dirla. Però Ecco, è aumentato tantissimo, ancora di più, perché già prima, sai, era in America questo problema. In Italia no, ancora in Italia c'era era tutto tranquillo, ai bambini gli piaceva tantissimo andare in giro nei parchi, il genitore, tra parentesi, si dedicava un po' di più al bambino. Invece noi, mi dispiace dirlo questa cosa, soprattutto per l'Italia, abbiamo superato l'America noi. Il bambino sta proprio a casa e gioca dalla mattina fino alla sera con i videogame. Mio Dio, ci sta anche perché alcuni giochi sono educativi, ma certo. altri no, purtroppo. E quindi io, infatti, nei miei training dico sempre, la prima cosa, questo bambino è farlo praticamente, in questo momento è inutile che dico farlo uscire perché non si può, ma anche a casa fargli fare altri tipi di giochi, perché anche semplicemente fare, vi dico un esempio, un disegno, una torta, cioè già cambia, distrae il bambino. Io sai, dopo il primo lockdown, io all'incirca come bambini ne ho 110, cioè Mamma mia. 110 bambini, sì. E questi bambini, tra l'altro, naturalmente faccio le classi da 30 perché tutti Sì, 110 sarebbe assurdo. E guarda, c'è stato un problema perché dopo il primo lockdown i bambini erano spaventati quando andavano in palestra, e ormai non c'erano più abituati, quindi a riprendere di nuovo tutto, sai, piano piano, è stato complicato parlando con te, però alla fine ci siamo riusciti, ma con le cose semplici, semplicemente prendere bambini, fargli fare un cerchio e dirgli una frase carina carina, qual è il tuo colore preferito? Che sembra una cosa banale, digli qual è il ecco. tuo colore preferito, il tuo animale preferito, però ti assicuro che scappa un sorriso, perché soprattutto con i kids junior, quando tu gli dici qual è il tuo colore preferito, che so, rosa come la pantera rosa, faccio un esempio così banale banale, oppure animale primo preferito è il cane e si mette a fare il verso del cane, ma comunque già è una cosa molto diversa, un approccio già diverso dal computer, da diciamo one to one. Qui già siamo molto di più, cioè siamo un bel gruppetto e già il bambino ha più, si stimola, ecco. È vero. Si stimola, socializza, si confronta con gli altri bambini, cresce in maniera diversa, non sta chiuso tra le quattro mura di casa davanti a un PC, davanti a un tablet rimbambendosi, tra l'altro, no? Perché diciamolo pure, alcuni bambini sono così. Io mi ricordo io quando ero piccola, ma comunque andavo a giocare giù in strada con l'elastico, andavo a giocare a calcio anche con i miei vicini di casa. Erano altri tempi, cioè mi divertivo, giocavo con le bambole. Purtroppo l'avvento della tecnologia, diciamolo pure, ha allontanato un po' i bambini, no? Dal socializzare con gli altri. Tu stai facendo una grande cosa perché li rimetti praticamente dentro tutti insieme in una condizione sicuramente favorevole alla loro crescita, al loro sviluppo fisico e mentale, tra l'altro. Guarda, io combatto con questa cosa, oggi ne ho 41, ma io già da 15 anni ho iniziato tutto questo lavoro che io dirigevo un gruppo, all'epoca si chiamava, un gruppo di chiesa, si Sì. chiamava, si chiamava Mondo Giovane. Io ho iniziato così, con la chiesa, poi non so come è andata a finire, sono andato a finire in America ad essere, diciamo, un po' conosciuto in tutto il mondo, ma è stato un piacere. E ti ammetto soprattutto perché sono siciliano, perché in Sicilia non c'era nessuno. Io valorizzo sempre anche nei miei training la Sicilia. Bravo. Comunque, io ho iniziato con i bambini, diciamo, della chiesa, quindi bambini anche con problematiche speciali, con bambini anche senza genitori, eccetera, eccetera. E quindi poi piano piano
sono andato sempre avanti, fino a oggi ancora combatto questa cosa, perché quanto è bello stare insieme a fare le passeggiate, andare tutto il mare insieme, a fare i giochi. Il bambino cresce mentalmente anche più sano e poi ti posso assicurare, a livello anche di anticorpi, il bambino che esce, che si sporca nel fango, non gli Sì, viene mai una febbre. Non gli perché viene sì, mai una febbre. certo. Tutti quelli a casa che li tengono, sti bambini, come su una sfera di cristallo, appena escono fuori entrano starnuti, febbre, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche questa cosa. A livello di anche di anticorpi, i bambini quando escono, quando stanno in mezzo alla natura, ne hanno molti di più. Quindi Ovvio, qua perché rafforzano il loro sistema immunitario, stando in mezzo al freddo, tra l'altro anche, insomma, stando all'aria aperta a giocare così, sicuramente rafforzano il loro sistema assolutamente. immunitario, vero? Guarda, mi stai facendo ricordare una cosa che avevo perso, ma parlando con te mi ricordo una volta, sempre quando eravamo in questo spaziale della chiesa, si è messa a piovere e quindi i bambini erano tristi perché non potevano fare questo gioco che si faceva all'aria aperta. E ho detto, ragazzi, ma qual è il problema? Sta piovendo, bagniamoci tutti quanti. Bravo, grande, E grande. ti dico una cosa, oggi questi ragazzi, alcuni si sono anche sposati e mi dicono quando mi incontrano, ti ricordi quando ci siamo bagnati con abbiamo fatto la lotta nel fango? È stato un bel ricordo, un E bel speriamo ricordo. che questa cosa tu abbia dato la possibilità ai tuoi ex, chiamiamoli così, allievi, speriamo che i tuoi ex allievi rimandino questa cosa anche ai loro figli. Ma scusami Filippo, ti stavo per fare una domanda, ma mi è assolutamente sfuggita. Vabbè, continuiamo con questo discorso, poi appena mi viene in mente te la rifaccio perché sono andato un Ok, attimino fuori a strada. disposizione. No, Quindi, dicevo, vai, vai, vai. prego, allora quindi stavo parlando a livello anche di anticorpi, il bambino è anche più sano. Esempio, io vedo tantissimi, perché io lavoro sempre con i bambini comunque, Certo. il bambino sta in televisione, oltre che c'è lo smart working con la didattica, quindi è stata una cosa pazzesca. Appena finisce la didattica, quindi di studiare, il bambino che fa? Gioca. Quindi sta più di 12 ore, si può dire tutto il giorno, davanti o al PC o al tablet oppure il televisore ed è una cosa allucinante. Infatti gli dico ai genitori, staccate questi bambini, fate anche, se siete stonati, fate anche un po' di karaoke. Ieri mi ha telefonato una ragazza, mi ha detto, ma sai che avevi ragione? E ho scoperto che mia Eh, figlia può cantare. Che hai poi visto? subentra anche un altro problema, subentra un problema secondo me che io anche questa cosa è da anni che diciamo ci lavoro su. Il fatto che il genitore è giusto che pensa al lavoro, che pensa alla famiglia, eccetera, eccetera, ma non sta con il proprio bambino. Io dico sempre che un genitore deve giocare con il bambino, deve stare un po' di più. Capisco che viene dopo un giorno da lavoro e viene stanco, ma gli deve dedicare un po' di tempo al bambino. Questa è una cosa importantissima. Ti devi Adesso figurare, infatti non vogliamo colpevolizzare i genitori, perché no, giustamente per anche loro, carità, però consigliamo davvero per fare stare magari i bambini buoni, danno un tablet, un telefonino, che stai lì, tanto stai buono, guarda, cerchiamoli di fare giocare anche in maniera diversa. l'anno scorso io ho fatto una cosa pazzesca. Tu lo sai che nelle palestre ogni fine anno c'è il saggio finale. Sì, Quindi dove i bambini si preparano, dove si truccano, basta che metti un po' di glitter, il bambino si sente Britney una star. Spears, una star. Parlando con te, io ho fatto l'anno scorso e ho detto no ragazzi, questa volta dobbiamo fare una cosa diversa. Dobbiamo fare una coreografia, i bambini con il loro papà perché il papà è Bello. sempre quello più Sì. particolare. È stato un successo pazzesco. Vedevi tutti i papà che si sono divertiti, hanno comunicato tra di loro e poi la cosa allucinante, non potevi vedere la faccia del bambino che ballava o la bambina che ballava con il papà, erano felicissimi. Ah, mio papà ha ballato con me qua e là. Sai come è andata a finire? Beh, poi c'è stato il Covid, che anche quest'anno volevano fare ballettini papà. Ci credo, ci hanno preso gusto, diciamo, i papà. Ho Ma, preso gusto, perché è stato un momento di aggregazione, un momento certo, bello, certo. un momento anche rilassante per loro e anche Sì, al
alcuni, ti posso garantire che sembra strano, ma non conoscevano alcuni lati del bambino o della bambina. L'hanno scoperto, addirittura alcuni papà hanno visto che, ah, ma io non sapevo che mia figlia era così brava a ballare. Cioè, perché vanno al saggio, ma lo guardano così, ma non lo fanno per male. È una cosa che viene naturale, loro sono al È telefono, nell'indole. è nell'indole del papà, non è come la mamma. È Però ti vero. posso dire che molti papà hanno detto, ma guarda, ma bellissimo, ho visto che mia figlia è brava anche a fare danza classica, e quindi i bambini hanno fatto anche più lezioni, oltre a Zumba Kids si sono iscritti a danza classica, chi era più portato alla break dance. È stata una cosa veramente particolare, veramente bella, perché io dico a tutti quanti, per esempio nei miei training io ci sottolineo tantissimo, non è perché il bambino deve fare Zumba, non deve fare gli altri sport. No, la Zumba Kids Junior, è una predanza. Ti spiego, a differenza delle altre discipline così Mi sa di che palestra, Filippo Neri è caduto. Filippo Neri, ci sei? Io sei caduto. ci Ci sono, tu mi sei? vedi? Esatto, adesso ti vedo, sì, non preoccuparti, sei andato via per un attimo, ti rivedo. Ah, ok, Ok, allora stavo dicendo, quello che dico nei training è sempre che la Zumba Kids io la trovo, non perché sono di parte, attenzione, la trovo fantastica perché è una predanza, perché a differenza delle altre discipline, la Zumba Kids è formata da 50% di danza e 50% di gioco. E è quindi vero. cosa è bellissima, perché se noi portiamo una bambina subito in una lezione di danza classica, break dance, quella, il bambino un pochino si demoralizza, infatti si mette dietro al genitore, scappa. Si Invece vergogna. gli altri bambini che una volta ballano, una volta giocano, quella già suscita una curiosità. Comunque c'è un programma anche bellissimo dove noi regaliamo questi tesserini Stella. Il tesserino Stella è una cosa fantastica perché il bambino praticamente quando noi fa la coreografia gli diamo una stellina, quando arriva a 5 stelline gli diamo un regalo e Che quindi tu vedi, bello. sì, tu vedi tutti questi bambini l'indomani a scuola e allora Filippo mi ha dato 2 stelline, a me 3, a me 4, e appena arriva a 5 c'è il braccialetto della Zumba, quindi si crea questa cosa, una Ma cosa come bellissima. fanno? Allora, allora, in questo momento ci stanno guardando tantissimi genitori, no, da tante parti della nostra Sicilia, ma anche d'Italia perché, insomma, io compro siciliano è famoso un po' ovunque, anche in tutto il mondo, diciamo che è conosciuto. Filippo, come si fa, Filippo Neri, a partecipare ad una lezione di Zumba Kids, Zumba Junior? Come si fa? Nel senso, ci sono diversi gruppi in Italia? Ehm, Allora, ti posso assicurare che in Sicilia siamo tantissimi. Ogni ok, palestra ormai fa Zumba. E oltre Zumba fanno anche Zumba Kids Junior. Perché prima è nata che i bambini andavano in palestra e accompagnavano, diciamo, le mamme che facevano quell'oretta di sì. Zumba. E vedevi questi bambini che ballavano. E poi è nato anche questo programma Zumba Kids e Zumba Kids Junior che si trova ovunque. Guarda, poi in Sicilia siamo veramente, veramente tanti. Quindi basta che vai in una palestra e dici un corso di Zumba Kids, lo trovi tranquillamente. Ecco. Ora, come ben sai, non lo possiamo fare dal vivo, però lo stiamo facendo online, sempre con dei giochi. Io sto facendo delle mie lezioni con una scuola di cucina, quindi stiamo facendo tutti i dolcetti, tra cui anche dolcetti siciliani. E c'era Bello, sì, sì, io sono Love Sicily, assolutamente. Tra cui sempre. c'erano delle persone dello Sri Lanka che gli ho fatto fare dei dolcini siciliani e gli ho fatto fare praticamente, facciamo naturalmente, sono per bambini, cose semplici, però gli ho fatto riempire i bambini dello Sri Lanka dei cannoli e quindi loro Bravo. stavano cannoli, quella, e gli è piaciuto. Ho detto, avete visto? Dovete venire in Sicilia quando si può. Ma riesci quindi a fare anche le lezioni proprio di Zumba, a parte far cucinare i Sì, bimbi? Cioè assolutamente, sì, abbini, sì. fai l'abbinamento, Allora, cucina e Zumba. ti posso dire, guarda, che l'azienda Zumba ormai
cioè una cosa che si sa, un'azienda grandissima in tutto il mondo, dove vai, tu dici Zumba, capiscono che cos'è finalmente. Sì. Praticamente loro si sono messi d'accordo con quelli della piattaforma Zoom e hanno fatto un prezzo particolare per tutti gli aziende per fare queste lezioni, e ti posso assicurare che molte persone stanno lavorando, perché come ben sai le palestre si sono fermate e quindi stanno lavorando veramente veramente tanto, tipo 3-4 ore al giorno fanno ginnastica e hanno quei gruppetti e diciamo, lo posso dire io, no, perché sono di parte, grazie a Zumba stanno lavorando veramente Veramente tanto, bene. perché E ci sono alcune infatti persone che fanno solo questo lavoro, solo è questo lavoro. vero, altro che. Speriamo che tutto questo passi presto, speriamo che le palestre possano riaprire, che tutti si possano veramente riunire. Allora, andiamo con un video di pochi secondi, andiamo a vedere Filippo Neri. Ok? Hai capito il nostro Filippo Neri, che Ma bravo. sì, Allora, ma diciamo che la Zumba, Filippo, fa benissimo al corpo, fa benissimo alla mente, perché ti mette tantissime allegrie. Io credo che tu arrivi al termine di una lezione di Zumba, come tutti gli altri che vi partecipano, e sono veramente al settimo cielo, proprio allegri, perché ti mette proprio allegria. È vero. allora, la Zumba è ormai diventato anche uno stile di vita. Poi, come vedi, io sono abbastanza rotondo come persona, però la cosa bella perché la Zumba la possono fare tutti quanti. Ecco, Anche la persona fisicata, anche la persona normale, anche la persona che, diciamo, sbaglia i passi. L'importante è muoversi. Infatti, ecco. quelli che dice Beto è il creatore della Zumba, non ha importanza come tu balli, quella, l'importante è che ti muovi. Questa è una cosa importantissima. Infatti, gli ZES, tu trovi dal ZES muscoloso, dallo ZES pacioccone, dallo ZES. Sì. Questa è una cosa che ha fatto veramente tanto, secondo me, nell'azienda. E quindi io lo dico sempre: la Zumba è per tutti. Non vi preoccupate se sbagliate passi, se tutti ce ne andiamo a destra e tu te ne vai a sinistra. No, ma chi se ne frega? Chi se ne Chi se ne frega? frega? Filippo Neri, guarda, guarda. Però Allora, la abbiamo un po' cosa... di messaggi. Prego. Allora, andiamo a vedere Luca Leonardi, il suo hashtag Io compro siciliano. Monica Cello, buon pomeriggio Monica. Vai, Zes Filippo Neri di Stefano. Ora ci vorrà un pomeriggio intero per intervistare Filippo Neri. Concordo con te, Monica, è vero, è vero. Monica Maltese, grande Oh, Zes, hai visto? Monica! Questa bella iniziativa è una bella iniziativa per fare i bambini, vabbè, di stare ore davanti alla TV. Ah, vabbè, per evitare che stiano davanti alla TV con i gameplay, TikTok, PC. Basta, vogliamo bambini crescere in maniera educativa e che facciano un po' di attività fisica, il senso è questo. È vero, Luca, è vero. Venera Scardacci, ciao bella e buona serata al tuo ospite. Ciao, Venera, un bacio a Grazie. te. Marzia, che energia, grandissimo Filippo Neri. Marzia, dobbiamo mettere a fare un po' di Zumba anche noi. Sabrina Baccolini, ciao Filippo, No, Filippo, un grande zest. Hai visto quante persone stai ritrovando oggi, Filippo? mamma Angela mia. Portale, buona serata. Angela, Zumba anche per te, mi raccomando. Tutti Zumba adesso, perché insomma. Sabrina Baccolini, allegria, sudore, allenamento, tutto. Sai che io non ho mai provato a fare Zumba, dovrei provare a fare Zumba, Filippo Neri. Mi hai fatto venire voglia. Assolutamente, guarda, Io assolutamente. sono impedita. Ma guarda, ha portato un decennio a questa parte una ventata di allegria, anche Sì. dopo un giorno di lavoro. Tu non vedi l'ora di andare in quella classe, sentire le hit del momento, ballare e sfogarti. Guarda, è una cosa pazzesca, si alza la serotonina, si alza tutto, proprio tu dici Sì, iniziare di nuovo a lavorare. Cioè, veramente io la trovo una cosa pazzesca. è vero, siamo Anche, d'accordo con te. Abbiamo due domande però, Filippo Veneri, sì. per te. Where can I see Zumba Kids? Fred Brillante in the USA. Ah, in the USA, dove può trovare Zumba Kids? Qualcuno Allora, che faccia Zumba Kids? semplicemente basta che va sul sito Zumba e scrive trova una classe
e la trova immediatamente. In questo momento naturalmente troverà le classi o fuori, quindi nella parte nei giardini, eccetera, eccetera, negli Certo. spazi addetti, All'aperto? all'aperto, oppure trova online, praticamente la classe online. Il bambino si può collegare online tranquillamente. Ok, dai, agli spazi all'aperto, tra l'altro, adesso oggi abbiamo avuto una bellissima giornata di sole, quindi le giornate vanno ad allungare. Portiamoli fuori questi bimbi a distanza, mantenendo le distanze di sicurezza, facciamoli divertire. Portiamoli fuori e non li facciamo stare a casa davanti ai PC. Allora, chiudiamo argomento Zumba, parentesi, perché io voglio aprire con te una parentesi, un'altra parentesi, Filippo Neri. Perché io Grazie. nella tua scheda ho visto che tu sei anche un naturopata, esperto di fioriterapia, e fioriterapia è anche fitoterapia uguale? No, No, è uguale, no, diverso. ok. Io di floriterapia mi occupo di fiori di Bach e soprattutto di Bello, fiori australiani. E faccio anche ok. un connubio di queste cose perché tutto è nato perché lavorando appunto con i bambini, ho lavorato anche con bambini con particolarità, con diverse patologie, ecco, e purtroppo non è che ce l'ho con i genitori, attenzione, purtroppo i genitori, non sapendo come comportarsi, sono andati con le cure, diciamo. Psicofarmaci, diciamo, no? Sì, sì, Quindi cure un po' più sì, non lo pesanti. volevo dire, stavo cercando una parola per non essere così tosto. Vabbè, l'ho detto io, non ti preoccupare. Grazie. Ti tolgo Invece, dall'imbarazzo. grazie tante. Invece ci sono dei rimedi naturali anche per bambini, perché stiamo parlando di fiori di Bach e fiori australiani, dove tu li prendi e non hanno nessun effetto collaterale, sono sicuri, li possono prendere anche i bambini appena nati e sono rimedi super, super antichissimi. Ma sono dei Semplicemente fiori di Bach, Filippo, quelli normali che prendiamo anche noi adulti o sono per bimbi specifici senza alcol, senza... bravissima, grazie per la tua domanda speciale. Allora, praticamente noi floriterapeuti prepariamo i fiori di Bach senza alcol. L'unica cosa che naturalmente tu sai benissimo che l'acqua serve per conservare il fiore, l'essenza. Invece per i bambini li facciamo senza alcol e quindi diciamo dura all'incirca una settimana il barattolino di fiore, perché i bambini naturalmente non possono bere alcol, anche se è una Certo. quantità minima, credimi, però è giusto che il bambino non deve bere alcol. E la Sì, stessa cosa si fa tra l'altro anche per gli animali. Tu utilizzi anche i fiori per gli animali, no? Per curare magari gli stati ansiosi degli animali. assolutamente. Come ti dicevo poc'anzi, i miei hanno i cavalli, sono allenatori di cavalli da corsa. Io vedevo il cavallo, dopo la corsa era stressato, oppure quando si mette in gabbia, è uno stress per il cavallo. Semplicemente preparo dei fiori per gli animali e il cavallo entra un pochino più allegro, più Ah, calmo, più rilassato, no? Con quella cosa come... Perché il cavallo, quando sente anche il microfono, quando si prepara anche per la corsa, il cavallo è molto agitato. E invece con questo metodo floriterapico il cavallo è un pochino più rilassato, anche più docile. Una cosa che voglio dire, non è che noi diamo un calmante, attenzione, i fiori no. vanno a lavorare sull'emozione, quindi il cavallo se ha da vincere, vince tranquillamente, non è che gli do il sonnifero e il cavallo tipo cammina lentamente, no, 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 va a lavorare sull'emozione per essere, anzi, è una cosa che fa bene, così il cavallo non è spaventato, ecco. Esatto, quindi non Però, va in agitazione, non va in ansia, ma insomma i fiori di Bacca aiutano a livello emozionale. Filippo, a proposito di questo, io volevo parlare anche con te del fatto che tu sei anche cultore degli elementi naturali, applicate massaggi come cristalli, moxaterapia, ma io mi allora, riservo di ospitarti un'altra volta per parlare di questo, ma vorrei intanto parlare dell'erboristeria che tu stai aprendo, perché tu stai aprendo ah, un'erboristeria. ma tu sai tutto. Accessibile? Sì, Allora, accessibile, Filippo Neri? allora, io sto prendendo un erborista, io sono di Cassibile, tra l'altro Ok, dove hanno firmato l'armistizio della guerra, quindi famoso. Io sto prendendo a Canicattini Bagni, ok. sto prendendo questa erboristeria molto particolare, ecco, diverse dalle solite, perché ho un reparto di animali, cani, gatti, conigli,
c'è un reparto di medicina naturale per gli animali, perché oggi come oggi è giusto che anche l'animale deve essere curato con i metodi tradizionali e non c'è Sì. bisogno che gli diamo tutte queste medicine a questi animali, eccetera, eccetera. Io tra l'altro ho preso da poco un cagnolino, uno chihuahua, che in questo momento sta dormendo, meno male, se no non Dai, potevo fare direi. vista. Oppure, e poi un reparto tutto particolare che parliamo di cristalli, la magia dei cristalli, ogni cristallo ha un suo potere, un suo effetto. Ma io Filippo Neri per questo argomento posso prendermi la briga a nome di Io Compro Siciliano di ospitarti per un'altra puntata per parlarmi proprio di questo, perché è un argomento molto Allora, interessante. se mi, Posso? allora, per me è un onore parlare con te, veramente, grazie. Se casomai facciamo l'intervista tra un mesetto e mezzo, la possiamo fare direttamente al negozio Sì, dove ti farò toccare con mano proprio i cristalli e tante altre cosucce simpaticissime. Ad va. esempio, io uso tantissimo anche la moxa. La Ecco, che moxa non so cosa sia. ti spiego, ti spiego. Allora, tu lo sai che in Italia ho Abbiamo vinto pochi secondi, Filippo, pochi vai, mi secondi. piace. Allora, la moxa, in pochi secondi, è la pianta di artemisia macinata, messa in dei coni. Questa pianta si accende come una candela e si passa nella parte dolorante. Quindi non c'è bisogno che ti prendi l'antinfiammatorio che fa male allo stomaco, fa male a tante altre cose. Semplicemente con una pianta di artemisia naturale ti fai passare l'infiammazione, oppure che se c'è il dolore di collo, hai dormito male o hai sbattuto Cervicale. la cervicale, questa è famosa. Praticamente questo cono, il naturopata lo passa, guarda, 5-6 minuti ti passa il dolore in modo naturale, senza farmaci chimici. Ok, ma hai un sito dove ti possiamo cercare o ancora in fase di Allora, preparazione? il sito è in fase di preparazione, vi posso dire che sarà pronto entro un paio di settimane, si chiama la mia erboristeria Natural Medical. Ok, bravo, ecco. Natural Medical prossimamente a Cani Cattini Bagni, mi raccomando, tutti in erboristeria da Filippo Neri. Filippo, io ti invito, mi raccomando. È un Allora, invito assolutamente fatto. mi fa molto piacere, così ti farò toccare con mani e anche, perché no, scoprire qual è la tua pietra, perché ogni persona Eh, sopra bravo, mi piacciono queste cose. e poi te la mando in redazione. Un'altra eccellenza tutta siciliana è il nostro Filippo Neri di Stefano. Poi sì, me la mandi anche. Assolutamente, promessa. Grazie Filippo, grazie, buon pomeriggio, un abbraccio fortissimo a Grazie, te, in bocca al lupo per tutto. Ciao grazie di Filippo, a presto. cuore. Filippo Alla Neri, a prossima. presto. Ciao, ciao, grazie. Allora, siamo arrivati al termine anche oggi. Abbiamo chiuso questa puntata, ma io lo invito sicuramente perché con lui avremo modo di parlare anche di altre cose interessantissime. Da Cristina Ruffino è tutto. Saluto Paolo che è stato in regia anche questo pomeriggio, come sempre, non cambia. Marzia in redazione, sommersa di lavoro in questo periodo. Ovviamente noi ci risentiamo domani alle 18. Ovviamente avremo la possibilità di parlare di moda e tendenze e vi ricordo l'appuntamento di domani mattina con la nostra bravissima new entry Eliana con Io Compro Siciliano live. Da Cristina Ruffino è tutto, grazie per esserci stati, visitate il nostro marketplace, collegatevi a www.iocomprosiciliano.com e mi raccomando condividete le nostre dirette e fatele arrivare in tutto il mondo. Grazie, a domani alle 18, sigla come sempre, ciao!